Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo qui come ogni anno per un consueto appuntamento con il Cinesangio. L'appuntamento estivo imperdibile e irrinunciabile con delle serate vittoriesi del tutto particolari. Sono qui in compagnia di Giulia Posocco. Ciao. Ciao, una delle giovani volontarie del gruppo del Sangio che organizza appunto il Cinesangio. Ci troviamo a San Giacomo di Veglia. Lo ricorderete perché appunto anche negli anni scorsi vi abbiamo parlato di questa bella iniziativa. Di che cosa si tratta? Si tratta di fare del cinema all'aperto, Esatto, giusto? sì. Raccontaci un po' com'è nata l'idea, un'idea che si protrae da tanti anni. Sì, allora l'idea del Cinesangio nasce nel 2005 quando è stata aperta l'area a San Giacomo e per mantenerla attiva alcuni ragazzi hanno pensato di proiettare d'estate, in un periodo che va circa da metà giugno a metà luglio, una serie di film che trattano diversi argomenti in base anche a quello che capita durante il corso dell'anno, nel senso che le tematiche cambiano, come la storia si evolve, diciamo, cambiano anche gli argomenti che vengono scelti durante appunto questa manifestazione, questa iniziativa. Beh, allora diamo subito intanto le date, perché l'inizio è proprio a brevissimo, l'11 di giugno si parte e si andrà avanti fino? Si andrà avanti fino al 16 luglio e infatti proiettiamo un film ogni martedì sera dalle 9:30. Ricordiamo sempre che è meglio venire un pochino prima perché ci sono Trovare i posti migliori. esatto, circa 200 posti disponibili, quindi eventualmente è meglio. Sì. È meglio accaparrarsi il posto migliore. L'area è quella appunto del Sangio, dietro la chiesa, possiamo dire, di San Giacomo di Veglia, questa area in cui sin dall'inizio è stato ricavato questo anfiteatro, chiamiamolo così, appositamente studiato apposta per fare delle proiezioni. È un'iniziativa a cui noi invitiamo tutti, grandi, piccini, perché la vostra scelta, la scelta dei film che viene fatta di anno in anno è molto trasversale, quindi va a coprire un po' tutte le tipologie di pubblico, tutti i gusti anche del pubblico. Però, insomma, allora, siete un gruppo di ragazzi, quante persone più o meno fanno parte del vostro gruppo? Circa una decina, di età che vanno dai 16 anni anche ai 30, quindi è un gruppo eterogeneo e molto affiatato. E quando parte, quando inizia il lavoro per l'edizione, per esempio l'edizione 2019 del Cinesangio? Il lavoro inizia già durante l'inverno, quindi a gennaio circa, ci ritroviamo una volta a settimana, a volte anche due, insomma, per discutere i film, per discutere le tematiche e poi soprattutto per quanto riguarda la parte burocratica, perché c'è un lavoro dietro anche di pubblicità, di ovviamente diritti, permessi, eccetera. Esatto, quindi dobbiamo muoverci per tempo. Quindi appunto vi trovate, vedete i film, fate una selezione perché ovviamente Sì. Immagino che le idee all'inizio siano tante e poi si faccia una sorta di scrematura a seconda dei temi che decidete di affrontare. Qual è stata in questi anni, so che tu sei un po' novella nell'organizzazione, però in questi anni la risposta del pubblico è sempre stata molto entusiasta, giusto? Sì, siamo felici di questo perché ogni anno in realtà il pubblico aumentava ed era anche lì molto eterogeneo, per cui in realtà da quest'anno c'è una novità, per cui abbiamo deciso anche di promuovere degli abbonamenti. Ah, spieghiamo. Esatto, abbiamo insomma pensato che per chi è veramente interessato a questa iniziativa e visto che i posti disponibili non sono tantissimi, è possibile prendere un abbonamento per cui in realtà c'è un ingresso gratuito e si ha l'accesso quindi prenotato alla struttura. Ok, quindi c'è anche questa possibilità qua. L'abbonamento è personale, quindi non è cedibile, ovviamente. Oppure alla maniera tradizionale, appunto, potete presentarvi qualche minuto prima, serata, insomma, delle serate e ovviamente
trovarsi. Biglietto possiamo dire quant'è? Di 4 euro. 4 euro. Per quindi, film. Ecco, quindi. direi che è molto politico come prezzo, che serve però sia, appunto, lo dicevamo, per tutte le cose burocratiche che stanno dietro alla proiezione di un film. Può sembrare semplice, ma non lo è, e dopo comunque per il sostegno dell'iniziativa e della struttura. Sì, anche, no? esattamente. Poi quest'anno, visto anche quello che sta capitando a livello ambientale, che ci sta molto a cuore, abbiamo ben pensato di comprare delle borracce e in realtà e anche dei bicchieri biodegradabili, per cui abbiamo eliminato l'acqua in bottiglia e speriamo che il pubblico sia entusiasta di partecipare a questa iniziativa, che è per tutti, è proprio per la terra, insomma, e di servirsi dei bicchieri biodegradabili o delle borracce per abbeverarsi, insomma, quindi piuttosto che comprare bottigliette di plastica che inquinano. Ecco. È tutto molto studiato anche nei dettagli, e uno può pensare, vabbè, insomma, vado lì e mi bevo una bottiglietta d'acqua. Invece avete pensato anche a questa tematica ambientale. E alla comodità dei cuscini. Quest'anno un'altra novità. I cuscini, attenzione. Beh, insomma, allora, so che tanti dei nostri telespettatori sono degli assidui frequentatori del Cinesangio, perché appunto gli anni scorsi ne abbiamo avuto ampia testimonianza. Però se qualcuno non avesse mai deciso di partecipare, insomma, negli anni scorsi, nelle scorse edizioni, al Cinesangio, può farlo per la prima volta da quest'anno. Tanti sono gli appuntamenti, adesso andremo a vedere anche i trailer dei film, giusto per andare a solleticare un po' anche la vostra curiosità, però insomma c'è anche questa novità dei cuscini, insomma, sì. Quindi bisogna provarlo. Abbiamo detto si parte l'11, mi citi i vari titoli dei film? Certo, abbiamo Il diritto di contare, che sostanzialmente è la storia di queste 3 donne sudamericane che vogliono, che danno un contributo speciale per una missione avvenuta nello spazio, quindi c'è il fattore comunque del razzismo durante gli anni 60, eccetera. Poi abbiamo Lontano da qui, che è il 18 giugno. Sì. Cubo e la spada magica, che è invece il cartone d'animazione, pensato apposta per i più piccoli, perché però comunque tratta tematiche che possono piacere anche ai più grandi, insomma. Un affare di famiglia, che è il 2 luglio, Vita agli arresti, il 9 luglio, e La donna elettrica, che è l'ultimo film, il 16 luglio, ed ha invece una tematica ambientale, quindi ambientato invece nel nord dell'Europa. Nel nord Europa. Questi sono i titoli. Andiamo proprio a vedere alcuni dei trailer dei film che saranno proiettati al Sangio in questa edizione 2019 del Cinesangio. I russi hanno un satellite spia che scatta foto di non sappiamo che cosa. Portacelo su, Harrison. Come giustifichiamo un programma spaziale che non mandi qualcosa nello spazio? Resteremo disoccupate andando in giro con questa carcassa. Li puoi fare a piedi 25 chilometri. O col bus se ti fanno sedere. Manderemo un essere umano nello spazio. Se lo riportiamo troppo presto, brucerà al suo rientro. Mi occorrono dei numeri che ancora non esistono. Trovatemi un matematico, prima che i russi piantino una bandiera sulla luna. Avete un documento? NASA, signore. Non avevo idea che assumessero. Ci sono parecchie donne nel programma spaziale. Serve un computer alla squadra con l'Audi. Catherine è la tipa giusta. Gestisce qualunque numero abbia davanti. Sei la prima persona di colore. Comportati bene. Non è stato svuotato ieri. Mi scusi, non sono la... Lei dovrebbe essere un ingegnere. Sono una donna nera, non considero niente impossibile. Sono sotto una navetta spaziale. Stiamo vivendo l'impossibile. Il sistema di elaborazione dati dell'IBM. Dobbiamo sapere come programmarlo. Molto bene. Quello è John Glenn. Cosa fate per la NASA? Calcoliamo le traiettorie. Non vai da nessuna parte senza i numeri. Sbavi per questi uomini bianchi. Abbiamo gli stessi diritti. Ho il diritto di vedere il fascino in ogni colore. La NASA non ingaggia donne per il programma di ingegneria. Ogni volta che abbiamo una possibilità di successo, Vorrei essere presente alla riunione. Non è previsto dal protocollo. spostano il traguardo. Dovreste ringraziare che abbiamo un lavoro. Non so nemmeno se riesco a tenere il passo. Con i numeri sei più brava di chiunque altro. Sei sparita per 300 ore. Ma anche a me è sembrato così.
Non sai mai dove mi servi. Dove diavolo vai tutti i giorni? I bagni per i neri sono a 1 chilometro. O raggiungiamo l'obiettivo insieme o non ce la faremo mai. Più di 50 milioni di persone stanno assistendo al lancio. John, l'IBM si sbaglia. Chiama le ragazze per controllare i numeri. Sono pronte. Possiamo fare il lavoro. Colonnello Glenn? Bello che la NASA non abbia rinunciato al buon vecchio potere del cervello. Pare che la Friendship 7 abbia avuto qualche problema tecnico. C'è una palla di fuoco all'esterno. Fa caldo qui. Lottiamo per le nostre vite, signori. Friendship 7, mi ricevi? Passo. Raccontami di te, che cosa fai nella vita? Sono una maestra d'asilo. È un lavoro delicatissimo. Tu dai ai bambini qualcosa che custodiranno per sempre. Il sole colpisce la sua casa gialla e sembra quasi un segno di Dio. Quella era una poesia. Oh, non ne ho idea. Ma certo, era una poesia. Sembra quasi un segno di Dio. Sei riuscita a trasmetterci con così pochi elementi un'emozione complessa. Siamo davanti a un piccolo Mozart. Ma che dici, mamma? Ultimamente stai dando i numeri. Io vorrei solo che ci fosse un briciolo di curiosità, di vivacità intellettuale in più in questa famiglia. Ho un'altra poesia. Suo figlio ha un dono, signor Roy. Voglio che abbia una vita normale. Proviamo a guardare tutto da un'altra prospettiva. La solitudine è sempre tempo passato con il mondo. Didi sì, in ogni caso. Perché stai piangendo? Il pubblico ti adora. Il talento è così fragile, così raro, e la nostra cultura fa di tutto per annientarlo. Era il padre di Jimmy. Lo vuole trasferire in un'altra scuola. Tu non sei un artista. Non puoi proiettare i tuoi sogni su di lui. Devi fermarti. Reciterai le tue poesie e pubblicheremo un libro con il tuo nome sopra. Lontano da qui. Il mio nome è Kubo. Soprattutto bado a mia madre. Com'era mio padre? Era come te, forte e bellissimo. Oh, madre! Uso la magia per le mie storie. Se vi dovete distrarre, fatelo ora. Narro di epiche battaglie, di guerrieri e mostri. Ma non avevo idea che le mie storie fossero vere. Ti stavamo cercando da tanto. Madre! Kubo trova l'armatura di tuo padre. È la tua unica speranza. Madre! Kubo! Chi sei tu? La tua famiglia è molto potente. Tua madre ha usato la magia per salvare te e dare a me la vita. Sono qui per proteggerti, Kubo. E quindi devi fare come ti dico. Non scherzare con la scimmia. Hai mai visto questo stemma? Certo! Questo è un miracolo! Ho trovato il figlio del mio maestro! La tua ricerca da ora è anche la mia ricerca. Non sappiamo niente di te! Scagliare una freccia non è che sia una cosa notevole. È la prima volta che lo faccio. La tua magia sta diventando forte. Devi imparare il controllo. Non toccate niente. È stato lui. Lo sistemo io. Non lo sistemo io. Reclama il tuo diritto di nascita, Kubo. Dà a questa storia un lieto fine. Ti serve una mano? No, no, no. Sì. Il trucco è non farsi prendere dal panico e aspettare che il commesso vada in pausa. Tutto bene? Ti va una crocchetta?
dalle da mangiare e riportala a casa. Fuori si gela. È un rapimento. Non l'abbiamo rinchiusa e non abbiamo chiesto un riscatto. Credevo che dovesse tornare a casa sua. Lei mi dà fastidio. Non devi dire così, è tua sorella. Non è mia sorella. Yuri è tua sorella, ti dico. Fratellone! You go on now. Forget about. Ma come sei carina! Noi ci siamo scelti, non è così? Un giorno ti insegno come si fa. C'è Yuri in TV! No, questa non ci voleva. Si mette male. Io l'ho trovata. È stato qualcun altro ad abbandonarla. È il nostro segreto. Siamo una famiglia. Madame Aung San Suu Kyi, confessi, lei è comunista? È pagata dalla CIA? Dagli americani? Ci risulta che lei abbia coperto episodi di cannibalismo. Quando è stata l'ultima volta che ha comprato benzina al mercato nero? Se credete che questo interrogatorio sia inventato, vi sbagliate di grosso. Tutto ebbe inizio così, in un lago di sangue. Su, svegli, immaginazione. Non mi vorrete mica diventare ragioniero. Signori, che cosa volete da me? Io ho fatto quel che ho potuto. Un unico partito, via i giornali, via la Costituzione, via i sindacati, chiuse le università, un generale solo al potere, io. Fin da subito hanno iniziato a rompere i coglioni, cosa dovevamo fare? Sparavamo sulla folla. Quella là aveva chiesto libere elezioni, doppia provocazione. In Birmania con il denaro si può ottenere tutto. Se mettete una banconota da $10 sopra una tomba, uscirà una mano e la prenderà. Se i dollari fossero 100, uscirebbe tutto il cadavere. Adesso che lei è libera? Non sono libera. Ci sono delle microspie in casa? Forse sì. Da noi si dice che quando 4 birmani si incontrano, fra di loro ci sono almeno 5 spie. Parliamo del premio Nobel. Quanta soddisfazione ha provato quando l'ha saputo? Nessuna. Oggi fanno 20 anni che Su è sotto chiave. Madame Aung San Suu Kyi. Purtroppo siamo ancora in una situazione di stallo. Non finirà mai. Siete pronti? Rilassiamoci. Inspiriamo la luce. Espiriamo. Ho interrotto delle linee elettriche. Allora sei stata tu. Sì. Questa è già la quinta volta. Il sabotaggio in atto contro la natura ha causato il riscaldamento globale. Mi stanno cercando. Ed è un crimine contro la vita e contro tutta l'umanità. La donna elettrica. Sì, avevo fatto richiesta, ma 4 anni fa. Oh mio Dio. Sorella mia, tu diventerai mamma. Ti somiglia molto. Anche a te. A noi serve una risposta in tempi rapidi. Se non intende adottarla, allora dovremo cercare qualcun altro. Dov'è diretta? È un segreto, ma glielo dirò. Vado al compleanno di mio cugino. È alta 97 centimetri e pesa 22 kg. Piccolina. Qui non toccherebbe neanche. Non sono una criminale. Sto soltanto cercando di mettere fine a un crimine contro di noi. Cosa diceva sempre la mamma? Cerca una soluzione e trovala. Salverai una bambina e con lei il resto del mondo. E questi erano appunto i trailer dei film che andrete a vedere se deciderete di prendere parte, come noi speriamo, all'edizione 2019 del Cinesangio. Lo ricordiamo, siamo a San Giacomo di Veglia, dietro la chiesa c'è l'oratorio, il Sangio proprio, e lì si trova questa bella area attrezzata che ha sia dei giochi per bambini sia questo anfiteatro in cui potete prendere anche il fresco, perché insomma nelle serate estive, l'abbiamo detto, si parte alle 21:30, quindi
i caldi sono calati e si può appunto all'aperto poter assistere alle proiezioni di questi film. Allora, so che intanto dovete fare dei ringraziamenti, giusto? Sì, anche quest'anno ci sono state una serie di associazioni che ci hanno sostenuto, per cui ci teniamo a ringraziare il Comune di Vittorio Veneto, la Peralpi Soccorso, la Volkswagen e lo IAM. Queste sono le realtà che credono in voi, che vi sostengono. Nonché la parrocchia anche per ovviamente la disposizione dello spazio. Sì, esatto. Siete di casa lì. Appunto è una tradizione. Quante edizioni del Cinesangio sono state fatte? Tante. Dal 2005 in avanti, ecco, quindi una storia molto lunga e lo ribadisco, un plauso va ai ragazzi che non si limitano a scegliere dei film a caso oppure con dei titoli magari un po' più da copertina, ma come dicevamo nella prima parte della nostra trasmissione fanno tutto uno studio che c'è dietro prima per dare un filone, diciamo, alle varie edizioni del Cinesangio. Adesso facciamo gli scongiuri. Dovesse per caso in una volta una pioggerellina, cosa succede? Che la proiezione del film viene rimandata alla sera dopo, per cui si recupera, esatto. Insomma, ecco. Ricordiamo anche che voi avete un sito internet, giusto? Che è www.cinesangio.it, o potete trovare sulla nostra pagina Instagram anche Cinesangio e Facebook. E magari appunto le pagine social servono anche per le comunicazioni più immediate nel caso in cui dovesse esserci. Poi ci siamo armati di volantini e striscioni, insomma, per cui in giro. Siete riconoscibili in giro, ecco. E quindi oltre a questo ricordiamo che per le comunicazioni più immediate le vostre pagine social sono appunto a disposizione. Siamo quasi in conclusione di questo speciale che la Tenda TV dedica al Cinesangio edizione 2019. Ti chiedo, quella è la telecamera, un invito ai vittoriesi che ci stanno vedendo. Perché venire non solo a una ma a tutte le serate del Cinesangio? Venite a tutte le serate del Cinesangio per trascorrere un momento indimenticabile in cui potete trarre sicuramente un sacco di insegnamenti e sicuramente un sospiro di sollievo anche dalla fermarsi un attimo e un momento per stare in compagnia anche per tutta la comunità. E poi sono cose che è bello fare d'estate, insomma, queste serate così un po'... Per tutte le età e... in maniera trasversale. Grazie a Giulia Posocco e grazie a tutti i ragazzi del Cinesangio. Appunto l'invito ve l'abbiamo fatto più volte, è quello di prendere parte a partire dall'11 di giugno ai vari martedì sera del Cinesangio edizione 2019. Ciao!